Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale Team FS. Prima pescata del 2022 direi. Ci siamo presi una piccola pausa dovuta al freddo, le giornate incominciano ad allungarsi un po' per fortuna. Oggi abbiamo anche avuto la fortuna di essere accompagnati da questo bellissimo sole che non dispiace. Le temperature sono comunque rigide perché anche se ogni tanto spunta il sole ci sono comunque 4 gradi. Stanotte per fortuna non ha ghiacciato, a differenza delle altre notti. Oggi io e Andrea abbiamo deciso di affrontare questo tratto di fiume e una posta che conosciamo relativamente poco. Abbiamo fatto poche sessioni qua. un paio di pescate quest'estate, estate 2021, e dove è uscito qualche pesciotto, giusto un paio, insomma, per divertirci. E quindi oggi eravamo indecisi su dove andare e abbiamo voluto provare qua. Sicuramente nelle scorse sessioni in piena estate le condizioni erano diverse, però per adesso il fiume ci piace, non è molto mosso, non è neanche sporco e quindi niente, abbiamo calato le canne negli spot, più o meno negli spot che conoscevamo già. Poca pasturazione, 3 canne tutte e 3 con il sacchettino. Mi ricordavo già dall'anno scorso che comunque in questo tratto non c'era tantissima profondità, cioè parlo circa comunque di 3 metri, 3 metri e mezzo, quindi ho optato per una pesca con dei piombi relativamente piccoli, parlo di 150 grammi. C'è da dire anche che a gennaio, adesso in questo periodo, le chiuse non vengono aperte, qui il tratto si allarga parecchio e troviamo, appunto, come dicevo prima, circa 3 metri, 3 metri e mezzo nei sottoriva e ovviamente al centro abbiamo un po' più profondità. Una bella canalina. Questa mattina è passata una piccola betolina che sta pulendo le sponde dai rami e tronchi più grandi. L'abbiamo vista ieri mentre appunto passava Andrea di qua e l'abbiamo vista stamattina appena arrivati. Siamo quasi certi che più tardi venga su con controcorrente per rifare la sponda al di là, che sembra non essere ancora stata fatta. Speriamo che non passino altre betoline, soprattutto quelle grandi, Perché vadano piano. e che vadano piano, perché oltre a far su gli inneschi, i fili, poi il canale diventa praticamente impescabile per almeno mezz'ora, no, dai 20 minuti uno non può calare gli inneschi. Sì, immaginatevi tutto il risucchio anche e quanta acqua muove appunto. Il canale diventa sporchissimo, pieno di onde, pieno di sporcizia che inizia a muoversi nell'acqua e per almeno un paio d'ore si vede proprio la differenza che l'acqua ha subito qualcosa. Torbida, con tutto fondale mosso, insomma un casino, immaginatevelo. Se poi diciamo questa betolina va anche veloce, è un po' un casino. Sì, rischia di rovinare almeno un paio d'ore di pesca, che in queste giornate sono fondamentali. Poi immaginatevi anche la pastura, magari appena lanciata, Sì, viene subito sommersa. sì, spostata, sommersa. Sì, casino. Anche le carpe che magari sono lì vicino al vostro spot, che stanno mangiando, sono lì curiose, e appena passa la betolina chissà dove vanno a finire queste carpe. Diciamo che abbiamo avuto fortuna perché comunque la betolina di stamattina era relativamente piccola ed è passata molto molto piano, quindi ha mosso per fortuna poco fango, pochi detriti e ha creato poche onde.
Niente dai, detto ciò teniamo sempre le dita incrociate, siamo qua e ci proviamo. Il sole va e viene, ci sono un paio di nuvole, speriamo bene. Procediamo così. Ho appena deciso di spostare una canna, ho cambiato spot perché pescavo qui, in questa punta, ma si vede che i sassi proseguono per un paio di metri e poi si vede che c'è qualcosa sotto, forse un ramo o comunque qualcosa di abbastanza lungo che prosegue ancora per un paio di metri e ho rotto 2 volte. La prima ho rotto il filo, la seconda ho spizzato e storto l'amo. Quindi ho deciso di spostare la mia canna centrale nella riva opposta, circa 3/4 della riva opposta, circa sotto il secondo albero più grande, insomma. Ho fatto un sacchettino in PVA con del pellet e poi ho aggiunto dello sfarinato Method Casa Rector Bite al gusto spezie e chili. Poi sempre all'interno della bombetta ho aggiunto un altro po' di pellet, qualche pallina sbriciolata a Robin Red e alcune palline al tonno, sempre sbriciolate. E come esca ho utilizzato le palline che mi ha regalato Mattia, quelle lì della Massive Bait, al gusto speziato e Robin Red. Adesso non mi rimane ancora che tenere le dita incrociate e aspettare una partenza. Ragazzi, ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Yes, ci siamo! Finalmente ragazzi, finalmente! Prima soddisfazione 2022. Bellissimo pesce. Uno spettacolo. Anche questo un golosone di boiles alla fragola su un piccolo omino di neve creato con una fondante fragola e metà Dumble alla banana.
Ecco ragazzi, ci siamo. Il mitico terminale della cattura. Corto, con affondante di metà dumbbell. Un piccolo blowback, niente di che, ma infallibile. Ragazzi, che gioia! Avevo cavato la canna da circa un'oretta e mezza e avevo appena tirato via il telefono, appena tirato via. Comunque, bene così. Adesso ho rilanciato 2 canne sullo stesso punto dove è partita, tutte e 2 stesso innesco, incrocio le dita e speriamo di rivederci con altre carte. Ciao ragazzi, calato il buio, sono le 6:10 e ci abbiamo provato fino all'ultimo. Già, peccato che ne sia uscita solo una. Comunque un ottimo risultato dato il periodo e le condizioni comunque erano favorevoli oggi perché c'era relativamente un bel tempo. Comunque è sempre difficile prendere una bella carpa in C'era un bel vento freddo, che ogni tanto tirava un po' di più, ogni tanto meno. Noi comunque ce la siamo cavati bene. Sì, una bella carpetta finalmente, ci voleva un po' di attività, una carpetta classica per questa posta, per questo spot. Giornata conclusa e Team FS non torna a casa a mani vuote. Bene ragazzi, non ci rimane che salutarvi, darvi appuntamento a un nuovo video, in nuovi spot, con nuove esche e nuove carpe. Bene, ciao Ciao. ragazzi.